Cioè, i cittadini dicono fuori i nomi e penso che i cittadini debbano essere ascoltati su questo tema. È fondamentale, ma ne viene meno se no la credibilità di tutta la classe dirigente. Il sospetto delle prime ore è diventato cauta certezza. Ci sarebbero anche 3 consiglieri regionali del Veneto, di maggioranza, tra i richiedenti del bonus da 600 euro. La questione quindi non riguarda solo i 5 parlamentari finiti nel mirino inizialmente, di questi solo 3 percettori effettivi, ma una carica di 2000 amministratori locali tra consiglieri regionali e comunali in tutta Italia, con la differenza che un consigliere comunale percepisce spesso poche decine di euro, un consigliere regionale 8.000 netti al mese, poco meno di un parlamentare. Nelle segreterie di partito c'è concitazione. Da Italia Viva il coordinatore Ettore Rosato dice di aver parlato con il presidente dell'INPS Tridico e che non c'è nessun esponente del suo movimento tra i soggetti coinvolti. Va detto che non c'è nessuna irregolarità nella richiesta, la legge lo consentiva, quanto l'opportunità è un'altra storia. L'appello che faccio io partendo dal Consiglio regionale è che tutti chiariscano la loro posizione. Ma sto parlando di tutto il Consiglio regionale, poi di che ci saranno a cascata anche gli altri amministratori, ci mettiamo poco a fare una sorta di Me Too, no? Quella volta Me Too ne è venuto fuori perché ogni donna diceva Me Too anch'io, no? Ecco, qui ci potrebbe essere un Me Too al contrario, che anch'io vuol dire che non l'hai fatto. I toni del governatore sono pacati, ma Radio Palazzo riferisce di una sonora arrabbiatura presidenziale nelle ore in cui si stanno chiudendo le liste per le regionali. Una cosa è certa, chi ha percepito quei soldi sarà fuori dalla corsa. La sospensione va in questa direzione. È chiaro che a rischiare una brutta figura a un mese e mezzo scarso dalle elezioni è l'istituzione regione nel suo complesso. Pare che effettivamente ci siano 3 situazioni di questo tipo. Una cosa sicuramente spiacevole, sgradevole, specialmente nei confronti di tutti quei professionisti e lavoratori autonomi che non percepivano in quei mesi altro reddito vista la chiusura e il lockdown.